Allora, dovremmo essere in diretta, il condizionale in questi casi è, come si dice, sempre d'obbligo, nonostante ormai abbiamo tutti familiarità con queste tecnologie. Buonasera a tutte e a tutti, ben trovate, ben trovati nel canale dell'Accademia San Marco. Era un po' che non ci si vedeva, diciamo così, colpa mia, in qualche modo, che sono di solito persona che presenta queste iniziative, queste videoconferenze, e, diciamo, a quanti possa interessare. Ho avuto un infortunio e poi sono stato travolto da un trasloco che mi ha portato a 1500 km dal Friuli. Infatti, chi ci conosce non vedrà più la solita scenografia alle mie spalle, con la libreria di casa, adesso qui devo riallestirla un attimo. Ma in ogni caso, riprendiamo appunto questo ciclo di videoconferenze su vari aspetti dello scibile in cui cerchiamo di portare contenuti di vario tipo, ma insomma di buona divulgazione. Questa sera parleremo di restauro librario, un argomento che mi ha toccato personalmente per molti anni. Sono stato 20 anni no, più di 20 anni, insomma, diciamo 20 anni bibliotecario al seminario di Pordenone, che aveva ha ancora, diciamo, un notevole fondo storico, oltre 34.000 volumi, 40 inconabili, 1511 edizioni di cinquecentine. Adesso posso dire con cognizione di causa perché abbiamo da poco terminato il censimento delle edizioni per oltre 2.000 esemplari e, e così via, seicentine, settecentine, ottocentine. Ne parleremo proprio il rapporto al patrimonio della biblioteca del seminario con Sofia De Carlo, che si è laureata proprio fresca fresca quest'anno a Ca' Foscari, a Venezia, in scienze archivistiche e biblioteconomiche, con una tesi di laurea dal titolo, guarda caso, L'evoluzione del restauro librario attraverso gli interventi sui volumi della biblioteca del seminario vescovile di Pordenone, danneggiate dal terremoto in Friuli nel 1976. Ciao Sofia. Buonasera. E ne parleremo anche con Paolo Santin. Paolo Santin collabora ormai da diversi anni con la biblioteca del seminario proprio per alcuni progetti di restauro finanziati grazie anche a contributi regionali o della CEI. Lei è attiva come Savito a Tagliamento, ha un laboratorio attivato appunto da diversi anni. Si è diplomata al Centro regionale di catalogazione e restauro di Villa Manin di Passariano e ha un'esperienza ormai di 15 anni alle spalle sulla materia del restauro, specificamente per il materiale cartaceo e pergamenaceo, perché il mondo del restauro è un mondo molto variegato. Buonasera Paola, ciao. Buonasera a tutti, ciao. Per introdurre l'argomento della serata, vi racconto anche come è nato poi il rapporto con Sofia, come è nata la sua tesi e come poi abbiamo pensato di portarla a questi schermi. La Sofia, come tanti studenti e studentesse del territorio del Pordenonese, ci ha contattati, ha contattato la biblioteca del seminario di Pordenone per tirocinio curricolare, che è obbligatorio per tutti coloro che frequentano l'università, per avere alcuni crediti formativi. E la biblioteca è sempre stata molto ospitale, ha delle convenzioni in corso con le principali università del Triveneto. E terminato il tirocinio, è arrivato il periodo in cui Sofia stava pensando a quale potesse essere l'argomento per la tesi. Come capita spesso in questi casi, tra studenti e studentesse, non c'è solo, diciamo, l'interesse specifico sulla materia, ma c'è anche l'addocchiare un po' a quale relatore o relatrici può seguirti meglio, insomma, nel percorso della tesi. Di sicuro ho avuto tanti studenti che sono venuti e vengono ancora in biblioteca per cercare materiale di approfondimento o per avere un indirizzo sul percorso di ricerca per poter sviluppare la loro tesi, e devo dire onestamente che non tutti vengono proprio seguiti proprio
maniera certosina dai relatori di tesi, alcuni sono più impegnati di altri e così via. Quindi insomma ci aveva chiesto anche un suggerimento su quali potrebbero essere gli argomenti da affrontare inerenti al materiale presente in biblioteca, e alla mia collega Silvia era venuta in mente, ed era una cosa che interessava effettivamente anche a me, su cui avevo riflettuto diverse volte nel corso del tempo, questi restauri fatti successivamente al terremoto del 76, molti di voi ci seguiranno dal Friuli, avranno anche memoria diretta del terremoto stesso, la colata, la scossa dell'immagine del 76. Io ero piccolo, penso che sia proprio una delle primissime memorie che ho personali di vita. Le nostre due relatrici invece sono troppo giovani per ricordarselo. Insomma, magari a molti di voi può venire in mente poi l'opera di ricostruzione delle case, delle chiese, alcuni edifici iconici, magari anche beni artistici, sculture, dipinti, ma magari non a tutti viene in mente che anche i beni librari, archivistici hanno avuto danni e problemi e sono stati oggetti di intervento di restauro. Ecco, in biblioteca, anche visivamente, entrando nel fondo antico, uno nota subito, o nota, se conosce un po' la materia, si accorge di una serie di questi dorsi fatti, ricostruiti in questi restauri che sono stati massivi, sono stati restaurati proprio decine e centinaia di volumi nel corso di pochi anni. Alcuni di questi libri hanno avuto reintegrato completamente la coperta, con queste coperte in pergamena, con questo colore molto vivido e molto visibile rispetto invece alle legature antiche storiche che hanno mantenuto il colore della pelle, il cuoio antico. E quindi abbiamo proposto questo argomento a Sofia, lei ne ha parlato con la docente H. Foscari dell'argomento, la professoressa Melania Zanetti, che è stata entusiasta, Zanetti, perdonatemi, che ha accettato, è stata entusiasta insomma di seguirla su questa tematica, si è laureata e ha pieni voti e poi ci è venuto in mente di utilizzare questo materiale che penso possa interessare un vasto parte del pubblico vagamente interessato a questioni culturali per farne una videoconferenza. Ecco, esplicitata diciamo in retroscena della tesi, della conferenza. Ricordo anche che poi questa diretta rimarrà registrata e rimarrà nel canale dell'Accademia, e chiunque voglia, anche nel corso dell'esposizione o soprattutto alla fine, porre qualche domanda, che non vorrebbe essere una cosa cattedratica, accademica, ma vorrebbe anche essere un confronto. Magari qualcuno di voi ha avuto esperienze di restauro librario o ha dei libri a casa, vuole chiedere qualche informazione su come fare per restaurarli, ecco, può porre la domanda. Io non so rispondere, ma magari Paola, esperta in materia, può dare qualche consiglio. Potete scrivere nella chat qui alla vostra, contrario perché è speculare, alla vostra destra sul video, e cercheremo di rispondere. Ecco. Ho parlato anche troppo, allora adesso condivido la piccola presentazione che Sofia aveva preparato eccoci qua, per la bisogna, e lascio la parola a Sofia alla sua presentazione. Grazie a te. Ok, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto, come anticipato da Andrea, mi sono laureata a luglio all'Università Ca' Foscari di Venezia nel corso magistrale in Scienze Archivistiche e Biblioteconomiche e appunto, come detto da Andrea, ho cercato di associare comunque quello che è stato un corso che mi aveva interessato molto durante il mio percorso di studio, ovvero il corso di conservazione e restauro tenuto appunto dalla professoressa Melania Zanetti, e incrociarlo al mio percorso di tirocinio presso la biblioteca del seminario, dove di fatto ho trovato moltissima disponibilità da parte dei bibliotecari Andrea Marconne e Silvia Raffin per
lo sviluppo appunto di questa tesi. Allora, questa tesi si basa appunto sul Friuli. La sera del... Si vede, vero? Sì. Ottimo, grazie. La sera del 6 maggio del 1976 il Friuli è stato colpito da una scossa molto forte del grado 6,5 della scala Richter, una scossa che con epicentro al Monte San Simeone, sia poi nei pressi di Benzone, venne avvertita anche a grandi distanze come quella di Milano e di Venezia. Portò con sé ben 950 morti, 2.400 feriti e innumerevoli quantità di abitazioni, industrie e patrimonio artistico distrutto. Di fatto si decise dunque di procedere da quella che era la ricostruzione delle industrie e delle fabbriche, questo per cercare di dare un sostegno dapprima dal punto di vista economico e dopodiché delle abitazioni. Nel frattempo intanto avevano allestito comunque delle tendopoli. Per quanto riguardò il patrimonio artistico, dobbiamo dire che questo problema venne fortemente sottovalutato e se ne occupò principalmente la Soprintendenza ai beni artistici del Friuli Venezia Giulia, anche se è da dire che un ruolo centrale lo ebbe anche il centro di catalogazione di Villa Manin di Passariano, un centro che nacque nel 1971 con lo scopo di valorizzare e tutelare il patrimonio artistico soprattutto in Friuli e che a seguito del sisma divenne anche laboratorio scuola di restauro dove vennero formate comunque moltissime figure di restauratori proprio basando i propri restauri su quelle che erano su quello che era il patrimonio danneggiato a causa del terremoto. Si può dire che, come detto appunto prima da Andrea, un ambito un po' più nascosto era quello delle biblioteche. E bisogna un attimo soffermarsi sul punto di vista giuridico, questo perché il Friuli è una regione autonoma e in quanto tale detiene la potestà legislativa in ambito di biblioteche di interesse regionale e locale. Inoltre gli sono stati affidati anche i compiti di tutela. Questo passaggio venne attuato appunto con il DPR del 25 novembre del 75 che conferiva alla regione le competenze di soprintendenza ai beni librari che dapprima erano pertinenti al Veneto con sede Venezia e da quel momento sarebbero stati pertinenti alla Biblioteca Statale Isontina di Gorizia. Al tempo il direttore della Biblioteca Statale Isontina era Otello Silvestri, il quale di fatto si ritrovò a dover gestire la situazione di ben 200 biblioteche nella regione, in particolar modo di quelle danneggiate a causa del terremoto. Questo lo fece avvalendosi comunque della legge 546, attraverso la quale lo Stato affidava al Friuli Venezia Giulia la ricostruzione delle zone colpite dai sismi del 76 attraverso lo stanziamento di fondi. Questi fondi vennero variamente reindirizzati per l'acquisto di raccolte librarie moderne e per l'acquisto di arredi, per il restauro dei libri antichi e manoscritti e per delle campagne di inventariazione. Si può dire che la Biblioteca Statale Isontina si vide fin da subito operativa. Questo perché presso la propria sede fece trasferire, già pochi giorni dopo il terremoto, il patrimonio librario della Biblioteca di Gemona e di Eusoppo. E mentre per tutte le altre biblioteche danneggiate, parliamo per lo più di biblioteche della zona collinare del Friuli Venezia Giulia, queste richiesero singolarmente alla Biblioteca Statale Isontina la compilazione delle varie pratiche e dei vari finanziamenti. Si può dunque dire che in Friuli in realtà è caratterizzato da molte biblioteche, molte piccole biblioteche comunali e queste videro il terremoto diciamo come un'occasione comunque per svecchiare quelle che erano le loro sedi e anche per acquistare nuove raccolte librarie. E da qui, da queste tabelle, si possono vedere quelli che sono stati i finanziamenti erogati dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali nel 1978. Questi finanziamenti, come detto in precedenza, vennero gestiti da parte della Biblioteca Statale Isontina, che li reindirizzò poi alle varie biblioteche che ne facevano richiesta.
Per quell'anno vennero utilizzati per il restauro del materiale librario raro e di pregio, il ripristino delle scaffalature e degli arredamenti e il ripristino del materiale librario. Con ripristino del materiale librario si intende comunque l'acquisto di nuove raccolte e tutti questi costi sono comunque da considerare in lire e sono costi che appunto provengono direttamente dall'annuario della Biblioteca Statale Isontina di Gorizia. E ho voluto mettere un attimo a confronto per far capire comunque le cifre. Tutti questi sono stati finanziamenti ottenuti dalla Biblioteca Statale Isontina tra il 1976 e il 1986, finanziamenti che vennero poi appunto utilizzati come da tabella per le varie opere, come ad esempio l'acquisto di scaffalature, la disinfestazione o ancora il restauro. Allora, tra tutte queste biblioteche vi era appunto anche la biblioteca del Seminario Vescovile di Pordenone. Questa biblioteca nacque a Portogruaro nel 1746 circa e poi venne trasferita di sede a Pordenone. Si può dire che purtroppo venne colpita dal terremoto soprattutto a livello strutturale. Infatti si decise di chiudere la biblioteca e che sarà poi riaperta solamente nel 1983. Questa biblioteca a livello strutturale si decise comunque di operare dal punto di vista di tutta quella struttura che era andata un po' a degradarsi a causa del terremoto. Infatti venne rifatto il soffitto, il tetto, la pavimentazione, poi la scaffalatura talvolta venne riadattata, quindi riutilizzata quella precedente, e talvolta vennero comprati comunque nuovi scaffali, venne installato un sistema antifurto e antincendio e anche un impianto elettrico. Inoltre si decise di dotare della biblioteca di computer, al tempo computer Olivetti. Si può dire dunque che questa biblioteca non venne danneggiata solamente a livello strutturale, ma anche per quanto riguardò il patrimonio librario. E al tempo il direttore era il direttore Ornella, il quale purtroppo non era riuscito a comprendere la quantità di volumi in possesso della biblioteca e infatti nei miei studi non siamo riusciti né a capire la vera e propria quantità di volumi dalla quale partiva la biblioteca al tempo del terremoto, neppure la tipologia di questi volumi, se si trattava dunque della quantità di incunaboli, di seicentine o settecentine. Di fatto... Un secondo, sì. Sofia, a questo riguardo era difficile stimare la quantità perché l'attività di catalogazione era ancora molto approssimativa, diciamo. Esatto, abbiamo... A beneficio degli spettatori, giusto un passo precedente, quando tu parlavi appunto di finanziamenti ricevuti dalla Biblioteca Statale Isontina, bisogna appunto specificare che alla Biblioteca Statale Isontina confluirono proprio materialmente i libri arrivati, libri e documenti, anche perché si parla anche di documentazione archivistica, registri, pergamene, cose del genere, da tutto il Friuli, no? Sì. Non solo per le spese proprie, ma per tutti i materiali dal Friuli presso l'Isontino. Che nel 72 appunto lì venne demandata la soprintendenza libraria. Col decreto del 75, anche se poi diciamo, operativamente non si riuscì a metterla in piedi in tempi brevissimi, visto l'imminente accadimento del terremoto, doveva essere proprio demandata alla regione Friuli-Venezia Giulia, no? Ma continuò a rimanere all'Isontina in qualche maniera come succursale, ecco, comunque in ogni caso del Ministero, perché fra i beni considerati comunque di interesse statale, nell'atto, nel caso di delega alla regione tutta una serie di funzioni, la biblioteca isontina rimane come biblioteca statale, così come tuttora. Chiuso la parentesi e ti lascio parlare. Grazie mille. In poche parole, dunque,
Il direttore allora aveva stimato all'incirca negli anni del terremoto la quantità di circa 45.000 volumi in possesso della biblioteca. Vi è da dire che la schedatura era iniziata nel 1975, ma appunto venne poi interrotta subito a causa del terremoto. Riprese negli anni successivi grazie comunque all'assunzione di 6 giovani, e i quali tra le varie mansioni ebbero quella appunto di catalogare e inventariare il patrimonio. Al 1986 avevano catalogato ben 42.000 volumi, che dunque si potrebbe pensare che fossero arrivati quasi alla conclusione della catalogazione, ma in realtà nel frattempo, a seguito del terremoto, il patrimonio in possesso della biblioteca aumentò, e quindi c'è proprio scritto che erano solamente a metà della catalogazione dell'intero patrimonio. Il passaggio successivo fu quello del trasporto dei volumi. Per trasporto dobbiamo intendere sia lo spostamento fisico dei volumi da quella che era la scaffalatura, che purtroppo non era stata ancorata né al soffitto né alla parete, e dunque risultava veramente pericolante a seguito delle scosse. Questi volumi vennero presi e riposti all'interno di scatoloni. Per quanto riguardò i periodici, vennero poi posti nello scantinato del seminario, mentre per il resto dei volumi questi vennero riposti nella soffitta della biblioteca, un luogo che sappiamo essere totalmente comunque inadatto alla conservazione, anche perché dalla documentazione questi volumi risultavano già vertere non in buonissime condizioni, e questa sistemazione, questo luogo di conservazione andò ad incrementare insomma la deteriorazione e lo stato di conservazione dei volumi veri e propri. Per trasporto, inoltre, possiamo intendere anche il trasporto fisico di questi volumi presso i vari restauratori, e questi trasporti erano documentati comunque da questi documenti, dove vi era sottoscritto l'orario e la datazione, e inoltre anche il tipo di vettura con i quali venivano trasportati i volumi. E i volumi subirono poi la pulitura e la disinfestazione e la disinfezione. Vi è da dire che la disinfestazione avvenne in ben 2 occasioni, la prima nel 1978 con la ditta Siapa e la seconda nel 1981 con la ditta Core. In entrambe le occasioni questa operazione venne finanziata direttamente dal Ministero dei Beni Culturali, e per entrambe appunto le volte venne utilizzato il gas ossido di etilene, che sappiamo essere comunque un gas fortemente tossico, tanto che è stato interessante scoprire all'interno della documentazione come gli operatori erano comunque assicurati addirittura in caso di morte. E come riportato in questo documento, invece il direttore doveva firmare ed essere a conoscenza anche lui della pericolosità, infatti non ci si poteva avvicinare al materiale e alla zona di disinfestazione per un minimo di 48 ore. E dopodiché vennero rilegati alcuni volumi, ma soprattutto i periodici, e venne svolto il restauro di cui ne parleremo in seguito appunto, e tutti i volumi vennero ricollocati nelle nuove scaffalature secondo la collocazione di Way. Allora, qui ho voluto rappresentare un attimino quelle che sono state le spese per la biblioteca del Seminario Vescovile di Pordenone, con la tipologia appunto delle attività svolte. Gli enti di finanziamento sappiamo essere non solo il Ministero dei Beni Culturali, bensì anche proprio la Regione e talvolta il Seminario Vescovile di Pordenone, che addirittura faceva delle attività insomma a scopo lucrativo per finanziare appunto queste, ad esempio l'acquisto di arredamento di ufficio. E possiamo notare come le spese nel 1982 possano, per quanto riguardò il restauro dei libri, possano essere molto alte. Questo anche perché venne emanata un'ulteriore legge, oltre la 546, venne emanata l'828 l'11 novembre dell'82,
e dove vennero finanziati comunque posti altri finanziamenti per i restauri dei volumi. Quindi anche per questo possiamo notare un aumento. Allora, per quanto riguardava tutti i restauri, bisogna un attimo soffermarci. Sappiamo che in totale sono stati restaurati tra incunaboli, edizioni del XVI secolo, seicentine e settecentine manoscritti, circa 1800 unità. Di fatto tutti questi restauri sono stati svolti da differenti restauratori, come da tabella abbiamo Armano di Napoli, di Giacomo di Pescara, Ferraris di Torino, mentre Gottsched, Milio, Pandimiglio e Salvarezza tutti di Roma. Purtroppo non siamo riusciti a comprendere come siano stati scelti questi restauratori e nemmeno le modalità attraverso le quali siano stati affidate delle quantità di volumi a dei restauratori rispetto che ad altri. Possiamo solo dedurre qualcosina, ad esempio, per Di Giacomo, che come si può vedere restaurò comunque moltissime seicentine e settecentine, ma anche edizioni del XVI secolo. Era un restauratore che operava dal 1950 ed era specializzato comunque nel restauro dei volumi antichi, quindi probabilmente a lui vennero affidati comunque per questa ragione un gran numero di volumi. Mentre per Ferraris si potrebbe dedurre che gli siano stati affidate questa quantità anche di incunaboli perché al 1983-84 il Ministero dei Beni Culturali, nonostante i finanziamenti degli anni precedenti, aveva richiesto di abbassare i costi di restauro e Ferraris accettò, quindi probabilmente anche per questa motivazione gli vennero affidate comunque un buon numero di restauri. Anche se è da dire che con Ferraris abbiamo proprio la documentazione che si ebbe anche difficoltà poi nella restituzione dei materiali veri e propri. Allora, tra tutti questi restauratori possiamo notare comunque un'uniformità delle modalità operative. Questo perché? Perché tutti i restauratori seguivano le raccomandazioni per il restauro del materiale librario emanate appunto dall'Istituto Centrale per la Patologia del Libro nel 1978 e raccomandazioni che prevedevano comunque delle operazioni quali la disinfestazione, lo smontaggio del volume, la scucitura delle carte, dopodiché talvolta venivano svolti test di solubilità, venivano poi lavate le carte, ricollate e integrate, dopodiché venivano fatte delle nuove legature sulle tracce delle originali e talvolta recuperate anche le assi originali. Possiamo dire che tutti questi interventi hanno un'aliquota di invasività molto alta, però è da considerare che di fatto erano interventi che rispecchiavano comunque l'ideologia dell'epoca. Interventi in cui purtroppo non sono riuscita a ritrovare la documentazione fotografica che sarebbe stata molto utile per poter confrontare la situazione dei volumi precedente e durante i restauri. E inoltre quando venivano sostituite comunque le legature non venivano poi conservate, dunque abbiamo una perdita di quelli che sono gli elementi originali. Ho voluto Tornando sì. di questo un secondo riguardo alla documentazione fotografica, in archivio si sono conservate 2 bobine di microfilm, questo anche per far capire a chi ci ascolta quanto le tecnologie poi cambiano e a volte diventano illeggibili. Adesso è quasi impossibile leggere quelle bobine di microfilm, quindi vedete che abbiamo uno strumento che li trasferisce sul digitale, ma a parte che sono foto in bianco e nero, molto poco leggibili, quindi è davvero difficile vedere il dettaglio, ma nella gran totalità dei casi si tratta di documentazione fotografica che riguarda documentazione archivistica, quindi catastici, mappe e pergamene di questo tipo. Ecco. Chiuso la parentesi. Grazie. Qui ho voluto riportare delle fotografie che ho fatto per il presente lavoro di alcuni volumi restaurati dai differenti restauratori. Possiamo vedere comunque delle similitudini nel restauro comunque di Giacomo e Salvarezza nell'utilizzo appunto della pergamena o ancora anche in quello di Pandimiglio e Armano. E
Ho voluto poi però far vedere anche quelle che erano le schede di restauro che si utilizzavano. Purtroppo per il presente lavoro sono riuscita a ritrovare solamente le schede di restauro eseguite da Ferraris e in realtà erano una ventina, quindi neanche tutte. E da queste schede di restauro possiamo notare come appunto veniva dati prima quelli che erano i dati generali del volume, se si trattava appunto di un manoscritto o di un volume stampato, e dopodiché vi era lo stato generale di conservazione con i vari danni che presentava il volume. Nella pagina successiva poi venivano descritte le varie operazioni, dapprima quelle preliminari, dopo gli interventi sulle carte e gli interventi sulla legatura con sempre i materiali connessi. E infine vi era il preventivo di spesa. È interessante comunque vedere come nel preventivo di spesa in realtà è segnalata la documentazione fotografica, quindi vuol dire che questa è stata svolta, ma forse è andata persa. E dopodiché qua in parte abbiamo sempre delle fotografie che ho realizzato per la mia tesi riguardanti questo volume, un volume che presenta dunque una delle assi originali, un nuovo dorso con l'integrazione degli elementi originali e si può vedere anche l'integrazione nei margini delle carte e infine poi è stato riposto all'interno, in questo caso di una custodia, non sempre sono stati riposti all'interno di custodie. Qui vi è sempre un altro restauro eseguito da Ferraris, comunque le modalità erano sempre le medesime e infatti ritroviamo un volume con le assi originali, un nuovo dorso in cuoio con sempre i frammenti originali e poi anche in questo caso il volume è stato riposto comunque all'interno di una custodia. E come detto in precedenza, di fatto questi restauri rispecchiavano comunque le aspettative del tempo e aspettative che vennero cambiate con l'introduzione comunque di una modalità di pensiero differente, introdotta dall'archeologia del libro. E questa iniziò a insinuarsi nel 1970 in area belga con Léon Gilles Dussène, dove però l'archeologia del libro era ancora fortemente legata alla scrittura. E nel 1980, grazie comunque ad un seminario a Bologna, un intervento da parte di Carlo Federici, intervento intitolato Archeologia del libro, conservazione, restauro ed altro, appunti per un dibattito, Carlo Federici legò quella che era la conservazione del manufatto all'archeologia del libro. Infatti diede molta importanza a quella che è proprio lo studio della consistenza fisica del manufatto, dunque di tutti i materiali e di tutte le tecniche di realizzazione che compongono il manufatto, nonché lo studio del contesto materiale che ha prodotto il manufatto stesso, perché solamente conoscendo quella che è la storia e le varie componenti del manufatto si può andare ad elaborare comunque un intervento di restauro, progettare e realizzare comunque un intervento di restauro che sia rispettoso dell'autenticità ma anche della storicità del volume. E inoltre un'attenzione che vediamo riposta anche da parte del Codice dei Beni Culturali nel 2004 quando venne emanato l'articolo 29, un articolo comunque interamente dedicato alla conservazione del bene culturale, la quale è assicurata mediante una coerente e coordinata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro, dove sappiamo che manutenzione e restauro sono delle attività che si possono svolgere solamente a seguito di una formazione quinquennale presso un'istituzione comunque riconosciuta dal Ministero, dunque solamente da figure altamente qualificate. E ho voluto poi rappresentare un attimino anche qui all'interno di una tabella quali sono stati i restauri un po' più recenti dal 2008 al 2022 presso la biblioteca del Seminario Vescovile di Pordenone e di tutti questi restauri poi ho voluto prendere in considerazione uno realizzato nel 2012 dal Centro di Restauro di Gorizia, un restauro di cui comunque possediamo, come di questo anche di tutti gli altri, tutta la documentazione. In questo caso appunto possiamo vedere
le fotografie prima del restauro, durante il restauro e a seguito del restauro. Un volume che è stato scucito, dopodiché pulito a secco, e sono stati ricontrollati i gradi di solubilità degli inchiostri manoscritti. È stato lavato per immersione in acqua deionizzata, mentre un tempo veniva utilizzata l'acqua di rubinetto. Dopodiché le carte sono state deacidificate, ricollate e integrate. E infine è stata fatta una nuova cucitura con il filo di lino su nervi vegetali ed è stato utilizzata poi la coperta originale. E si può dire che di questo restauro inoltre conserviamo anche quelli che sono gli elementi originali che, che invece nei restauri successivi al terremoto sono proprio andati perduti, mentre qui in allegato al volume vi sono anche delle buste con proprio gli elementi originali, fondamentali dunque per appunto mantenere, come detto in precedenza, quella che è l'autenticità e conoscere la storicità comunque del volume stesso. Dopodiché possiamo vedere qui invece un restauro della restauratrice Paola Santin che ha eseguito nel 2022. Anche questo restauro era sempre corredato delle fotografie, quindi possiamo vedere qual era lo stato del volume, un volume le cui carte sono state spolverate, dopodiché è stato lavato interamente per immersione senza essere slegato, quindi non andando a toccare la legatura. Sono stati poi restaurati gli strappi, i tagli e le lacune, prolungati i nervi, fatta una nuova inversatura e anche una coperta che infatti prima il volume era privo di fatto di coperta. Possiamo dunque dire che i restauri di un tempo differiscono principalmente da quelli odierni perché alla base vi sono dei pensieri differenti e delle teorie introdotte dall'archeologia del libro che non vedono più il volume come un semplice portatore di un'unità testuale, bensì come un vero e proprio bene culturale, come una testimonianza avente valore di civiltà. Inoltre, la promulgazione del Codice dei beni culturali, dove vi è un'attenzione verso la conservazione del patrimonio culturale e la necessità di formazione specifica di professionisti, hanno fatto sì che appunto i restauri ad oggi differiscano da quelli di un tempo, anche perché ad oggi i restauratori da prima si basano su quello che è lo studio delle varie componenti materiali e lo studio appunto anche delle tecniche con cui è stato realizzato il volume. Inoltre vi è anche un'evoluzione verso l'utilizzo di nuovi materiali che devono avere comunque caratteristiche di compatibilità, stabilità chimica e rimovibilità. Dunque, ad esempio, la colla vinilica che veniva utilizzata nei restauri in seguito al terremoto, ad oggi non viene assolutamente utilizzata. E possiamo dire dunque che ad oggi l'obiettivo del restauro librario è il ripristino della sua funzionalità nel rispetto però delle caratteristiche storiche e dell'autenticità del manufatto stesso. Grazie per l'attenzione. Grazie a te, Sofia, per questa esaustiva presentazione. Rientriamo in diretta anche noi per adesso un confronto appunto tra storia e presente. Ma tra l'altro non ho spiegato perché ho scelto questo titolo, potrebbe sembrare così astruso, Primum non nocere, che mi sembrava simpatico perché se ci pensiamo, ora, nel 1938 è stato istituito quello che all'epoca si chiamava Regio Istituto di Patologia del Libro, che attualmente è l'Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi del Libro. Questo termine patologia si applica in ambito medico. E lo stesso fondatore, che era questo bibliotecario, Alfonso Gallo, aveva svolto sia studi umanistici che studi in medicina. Quindi io mi immagino l'approccio che dovrebbe avere un restauratore nei confronti di questo essere vivente. In certi versi è proprio un essere vivente, perché è costituito di materiali, se lo esaminiamo dal punto di vista materiale, perché il libro ha questa cosa affascinante di avere due anime.
no? Un'anima, possiamo dire, spirituale eterea, che è il contenuto, che può essere veicolato su qualsiasi supporto. Può essere una roba scritta su uno schermo, sul cellulare, sul telefonino, oppure su una pergamena, scolpito sulla pietra, su qualsiasi cosa, no? Quindi ha questa doppia anima. L'anima materiale è un'anima animale, per certi versi, o vegetale, per altri, perché le copertine antiche sono tipicamente di materiale umano, pergamena, animali, pergamena o cuoio o anche altri tipi di elementi, insomma, tipicamente pelli ovine o bovine o in ambito tedesco pelli di maiale o di scrofa, come si dice in termini tecnici. E la carta è anch'essa di fibre vegetali, risultato di lavorazione e sminuzzamento di fibre da tessuti di lino, canapa, cose del genere. Quindi questo atteggiamento da medico, per cui il giuramento di Ippocrate, no, ci dice che tu quando intervieni su qualcosa, in questo caso su una persona malata o su un libro malato, innanzitutto non fare danni, no? Se è possibile. Poi cerca di ripristinare lo stato di salute. E questo ripristino, anticamente o comunque negli anni trascorsi, era pensato, volto soprattutto a ripristinare la funzionalità del manufatto, no? Per cui il libro doveva tornare ad essere qualcosa che poteva essere maneggiato, sfogliato, letto, appunto. E, con una sensibilità cambiata invece negli ultimi 20-30 anni, so, Sofia parlava di questo articolo, l'archeologia del libro, che lei ha messo dappertutto nella tesi, ovviamente perché insomma, su suggerimento della sua relatrice. Personalmente preferisco di più, anche se capisco bene l'approccio, no? Archeologico, che deve porre attenzione al ripristino. Ecco, qui mi piace di più invece il ripristino filologico, un atteggiamento filologico nel senso di capire come questo manufatto è stato fatto, quali sono le stratificazioni che si sono depositate nel corso del tempo. Con questo parlo di cambi di mano, di proprietari, perché ci possono essere note manoscritte, possono esserci state applicate sopra delle ex libris, possono essere state cambiate le legature, possono essere state cambiate le cuciture, e ogni libro, da questo punto di vista, ogni libro antico, parliamo di libri, diciamo così, che sostanzialmente hanno avuto una procedura di costruzione quasi immutata dall'invenzione di Gutenberg fino agli inizi dell'Ottocento. Poi cambiano le cose, non c'è più il carattere mobile, anche la carta è un processo di creazione industriale. Però per un arco di quasi 4 secoli, diciamo, abbiamo un manufatto che è costituito in maniera molto artigianale e ogni esemplare può essere visto come un esemplare unico, quasi come se fosse un esemplare documentale. Ecco, stasera non è potuto venire con noi, essere presente con noi anche Adriano Macchitella, che è responsabile del Centro Studi della Storia di Gorizia, che Sofia ha citato tra gli enti che sono intervenuti come restauratori negli ultimi anni di biblioteca. E ricordo di aver avuto diverse volte uno scambio di riflessioni, di vedute con lui. Mi diceva come ogni volta che smontava un libro, ho fatto tanti anni di esperienza, e questa sarà anche una cosa che ci ha fatto dire Paola, proprio in occasione dello smontaggio di uno dei nostri volumi, che adesso non ricordo quale perché ero passato tantissimo sotto le mani, abbiamo visto un tipo di cucitura e ancoraggio lineari dei fascicoli che era peculiare e che lui ha cercato di indagare e di costruire. Ecco, questo approccio filologico uno potrebbe arrivare a capire quale scuola, quale bottega magari ha cucito quel libro, no? Quale bottega ha fatto per la lettura all'epoca. Così come noi bibliotecari, quando cerchiamo di descrivere un esemplare per capire da dove proviene, proprio adesso io con le collaboratrici stiamo lavorando a un progetto sulle cinquecentine. Da poco abbiamo messo online una mappa interattiva
fa vedere laddove siamo riusciti a ricostruire note di possesso localizzabili, dove questi libri si sono spostati nel corso del tempo prima di arrivare a Portoguardo, dove era il seminario, e poi da noi a Pordenone. E quindi anche il bibliotecario deve cercare di analizzare le note manoscritte, le grafie, magari quasi mai mettevano una data, no? Quindi le note di possesso, però se uno conosce un po' di fotografia può cercare di individuare a quale secolo quella scrittura appartiene. Il libro, per l'appunto, parlando di archeologia o di filologia, come penso di più a me definire, è per l'appunto un manufatto unico che può dirci tante cose se noi siamo in grado di leggere queste cose che si sono stratificate sul manufatto stesso. E una cosa che mi è balzata agli occhi, io ho lavorato in biblioteca per anch'io ho accumulato un po' di esperienza nel corso del tempo, approfondendo utili vari esemplari di questo fondo antico. Sono rimaste abbastanza, insomma, mi impressionavano queste legature anni 70-80 così vistosamente azul, per così dire, no? Era una sensibilità diversa rispetto a quelle nostre, no? Questa serie di legature in cuoio pesante o in pergamena con questi colori molto accesi, e mi sono spesso chiesto, ma magari questi libri avevano dei frammenti di legatura dalle quali siamo potuti risalire a ricostruire alcune informazioni che sono state perse definitivamente. Io sono riuscito a ricostruire, ad esempio, tutto il fondo dei Cappuccini di Pordenone solo sulla base delle note di possesso e in alcuni casi anche solo sulla base di alcune decorazioni che ricorrevano in alcuni esemplari. Stessa cosa per il fondo della parrocchia arcipretale di San Marco, che poi anche quello è confluito in seminario negli anni 60 e 70. E anche lì, incrociando un po' i dati, no? Alcuni dati inventariali, ad esempio questo inventario della parrocchia di San Marco e gli inventari ottocenteschi delle biblioteche del seminario, con quello che è il manufatto che mi sono trovato di fronte, ho trovato in certi casi delle congruenze, probabilmente dovute a alcune operazioni poco accorte di questi restauratori anni 70, che possono aver applicato, ad esempio, delle note tipografiche, ex libris tipografici appartenenti ad un volume su un altro volume, perché magari sullo stesso tavolo lavoravano su più esemplari. Sofia prima parlava anche di bandi a ribasso, no? Per cui un certo restauratore poi ha restaurato un numero molto elevato di volumi perché aveva abbassato un po' il budget per il costo unitario. Su questa cosa fuori di stazione, anche con Paolo ci siamo confrontati, ecco, magari poi la qualità del lavoro può averne risentito. Ma al di là comunque di una diversa sensibilità dell'approccio del restauro, che possiamo vedere anche in ambito pittorico o scultorio. Adesso sempre meno si integra un dipinto, no, magari nessuno avrebbe in mente di integrare il di Michelangelo, si è avuto una perdita importante. Si traccia un segno, magari si identifica una forma, però non si interviene su quello che è stata l'opera originale, no? Così come sul libro anche adesso, nonostante ci possono essere diverse sensibilità da parte di operatori diversi, però complessivamente è mutato l'approccio al restauro, che tende sempre più a essere conservativo, mantenere il più possibile le tracce che si sono depositate su questo volume e assolutamente non intervenire anche con solventi chimici molto pesanti. Anche qui, ad esempio, alcune informazioni sono andate perdute perché si è proprio proceduto a una sorta di sbarchinatura in certi casi. Mi si passi il termine improprio, insomma, Paola saprà dirvi in maniera più precisa l'elemento chimico utilizzato, però magari era anche la committenza che gradeva di più un libro con le pagine belle bianche, no? E quindi certi interventi più aggressivi
hanno riportato un volume che poteva essere maggiormente fruibile per un certo gusto che adesso è cambiato, ma può aver alterato il manufatto così come era originariamente. Ecco, questo per dare un'esperienza personale sul fatto che più volte, e l'ho anche scritto in quei messaggi in cui ho capitato di parlare di alcuni esemplari della vita del Signore, ho notato come questi interventi sono stati abbastanza invasivi, cosa che nella tesi di Sofia è emerso, poi magari con Paolo ne parleremo in maniera più precisa. Questo atteggiamento è cambiato molto nel corso degli ultimi anni. Ecco, c'è anche da dire che all'epoca Sofia en passant ha citato il fatto che questi libri sono stati caricati sui camion, sull'auto e sparsi in giro per l'Italia. Per quale motivo? Negli anni 70-80 non c'erano restauratori professionisti nella regione Friuli, no? C'erano pochi operatori anche per motivi in tutta Italia. E non sono stati creati probabilmente dei bandi all'epoca, c'era un po' il passaparola e poi per l'appunto gli operatori non erano così tanti in giro per l'Italia e sono stati sparsi a Pescara, Roma, Torino, per questo motivo, anche per dividere un po' questa mole di lavoro che non avrebbe potuto affrontare un unico restauratore all'epoca. Ecco, questo quanto ci tenevo a dire per fare un raccordo per quello che è stato l'intervento di Sofia, che si è concentrato sull'aspetto storico del restauro dell'epoca, e quello che adesso sarà una chiacchierata, diciamo, con Paola su quello che è l'approccio più contemporaneo invece al restauro, che immagino che derivi anche da quello che ha imparato appunto nei 5 anni di formazione della PIM. È stato cosa che però la coesione si è aperto solamente per un ciclo, no? E poi non si è più ripetuto. Io conosco anche altri restauratori, ecco, anche questo magari molte persone a casa non lo sanno, tutti gli enti pubblici, comunque tutti gli enti che hanno dei beni storici vincolati, sono obbligati a interfacciarsi con la soprintendenza tutte le volte che devono mettere mano al restauro di un libro, e quindi affidarsi a un professionista per il restauro. Tra l'altro in regione, per l'appunto, essendo regione a statuto speciale, l'interfaccia non è con la soprintendenza ministeriale, ma con la direzione per i beni biografici di regione, che auspichiamo anche che si strutturi molto bene per poter avere qualcuno con cui confrontarsi in maniera competente. Ecco, quindi c'è questo vincolo, no? Ogni volta che dobbiamo mettere in mano al restauro di un libro, dobbiamo necessariamente affidarci a qualcuno che è stato formato professionalmente e che è autorizzato in regione appunto da questa direzione. In regione non sono tanti gli operatori, no? E conosco qualcuno che vorrebbe far parte di questa, diciamo, elite, ma non ha potuto perché si è aperta questa finestra temporale negli anni 90, se ricordo bene, a Villa Melin per registrare bene i librari, e poi non sono stati fatti dei corsi, per cui in regione ci sono operatori altamente qualificati, ma questa lista, diciamo che si è bloccata. Ecco, adesso, scusatemi se ho parlato anche troppo, volevo fare intervenire Paolo per l'appunto, che magari ci spiega un po', la maggior parte di noi non ha assolutamente idea di come funziona questo magico mondo del restauro. Qual è stato il tuo iter formativo e poi quali sono state le tue esperienze nel corso di questi 15 anni? Insomma. E qual è per l'appunto anche la tua sensibilità rispetto a vari altri operatori e come vedi tu questo passaggio tra l'intervento degli anni 70-80 e gli interventi attuali? Ok, wow, un sacco di temi. Allora, prima di tutto, per riallacciarmi alla tesi di Sofia, volevo dire che è stata brava a mettere in luce questa doppia, diciamo, evenienza, ovvero l'accadimento tragico del terremoto, che però, volendo vedere, insomma,
il lato positivo, ha portato un'attenzione in regione, magari tardiva, ma importantissima ai beni culturali, prima di tutto alle architetture e poi anche a tutti i beni mobili, e quindi portando coscienza, che diciamo è fondamentale, perché prima sì, c'erano già stati diciamo dei barlumi di attenzione rispetto appunto alla storicità e non solo alla diciamo, parte storica e estetica dei beni. Però insomma questo evento, soprattutto qui da noi in regione, è stato importantissimo perché ha portato davvero tanta coscienza, ma anche tante persone che sono venute qui fisicamente. E da lì poi la nascita di Villa Manin, dei vari corsi di restauro che poi sono confluiti appunto nel nostro ultimo, che speriamo appunto non sia poi così ultimo. E dall'altra parte, negli anni '80, appunto lo sviluppo dell'archeologia del libro, o comunque di questa attenzione filologica, appunto non solo al contenuto, ma anche all'importanza del libro come struttura, come architettura, perché il libro è davvero complicato, e non è solamente il portatore di un messaggio, ma è anche proprio ha una sua importanza, una sua struttura così delicata, ma così insomma, il libro si deve aprire, lo si deve maneggiare, non è una cosa che sta ferma lì. Quindi a differenza di un'opera d'arte ha proprio questa doppiezza, insomma, di attenzione rispetto alla quale ci si deve porre quando lo si affronta in un intervento. E poi appunto tu dicevi i medici dei beni culturali. A Villa Manin infatti, in questo senso ti do ragione, noi i primi anni abbiamo fatto fisica, chimica, biologia, che è la stessa che fanno a medicina. Poi negli anni seguenti l'abbiamo applicata ai beni culturali, una chimica che è organica fondamentalmente. E quindi sì, è vero che i beni cartacei hanno qualcosa che ricorda molto l'attenzione medica rispetto a un essere umano con le dovute distanze, ecco. E per quanto mi riguarda, la formazione a Villa Manin, devo dire, è stata importantissima, e la scuola è stata, grazie anche al dottor Giacomello e a tutto, insomma, il gruppo di studio che ha promosso il programma di studio stesso della scuola, è stato fatto molto bene. Abbiamo avuto i migliori insegnanti che si potevano avere e che c'erano in giro, ed è stato strutturato in modo tale da veramente darci una conoscenza a 360 gradi di tutti gli ambiti, appunto sia quelli scientifici che poi quelli umanistici, che riguardavano appunto i supporti cartacei. Che altro dire? Sì, che l'attenzione che si pone ogni volta che ci si approccia a un bene culturale che oltretutto è anche rappresentante, insomma, di un valore di civiltà e quindi appartiene a tutti, è davvero importante, e l'interfacciarsi con la sovrintendenza è importante anche per noi, perché è vero che questo è un'arma a doppio taglio, tra virgolette, nel senso che pone dei limiti, ma pone anche un confronto importante anche a noi stessi operatori, insomma, ma anche nei confronti per esempio del committente, cioè, più persone formate in un certo modo si interfacciano rispetto al libro. Per esempio, adesso cito te perché sei qui, ma insomma l'ho sempre detto questo, avere a che fare con una persona come te, molto aperta al dialogo, che ha competenza, e riuscire a strutturare anche un intervento parlandosi prima, perché ovviamente adesso non lo so se questo magari non è insomma una cosa scontata, ma quando noi veniamo chiamati per eseguire un restauro, la prima cosa che facciamo è il sopralluogo, e di solito il sopralluogo viene fatto anche con il proprietario del bene, con il direttore della biblioteca, con il responsabile, e normalmente ci si confronta chiedendo anche quello che insomma ci si aspetta dall'intervento, e se di fronte ti trovi una persona che comunque ha conoscenza, ha sensibilità,
è molto più semplice poi mettere giù un piano, insomma, di intervento, che poi la sovrintendenza ovviamente deve valutare e approvare. Quindi insomma questa coscienza sempre più presente in tutti gli ambiti, quindi dagli archivisti ai direttori delle biblioteche e a persone come per esempio Sofia, che si sono formate in questo modo, facendo all'interno del loro piano di studio anche esami di restauro, non facendo però i restauratori poi nella vita, diventa avere un linguaggio comune, ecco. E ovviamente più questo linguaggio comune più è sensibile, più i nostri beni ne acquisiscono in sicurezza nel mantenere la loro conformazione storica, insomma, più importante, ecco. Questo è quello che... La crescita professionale è indispensabile appunto in tutti gli ambiti. Ricordo che quando abbiamo fatto la prova di istruzione l'altra volta, avevo paragonato l'intervento sui libri a un intervento di chirurgia estetica, no? Per cui anche qui cambiano molto le sensibilità su chi vuole un intervento che sia per l'appunto conservativo, e troviamo in giro tutte queste donne che si vedono adesso con queste labbra a canotto e queste cose molto vistose, che a me ricordano un po' per l'appunto alcuni restauri fatti quando questa sensibilità mancava. Poi quello è anche molto soggettivo, cioè anche in persone formate nello stesso posto, per quanto comunque abbiamo una formazione scientifica, però la sensibilità diversa, che non è necessariamente una meglio dell'altra, ma è semplicemente diversa perché siamo tutti comunque persone, come dici tu, ogni poi intervento, comunque, non dico che sia riconoscibile perché diventerebbe poi un lavoro artistico, però ognuno di noi ha un po' le sue manie, tra virgolette, cioè, comunque i miei interventi rispetto a quelli dei miei colleghi sono diversi, magari io ho più attenzione rispetto a una cosa e loro rispetto a un'altra, ma quello diciamo è proprio come dire, no, insomma è soggettiva. sì, un minimo c'entra sempre, insomma. Mi viene in mente, sempre per proseguire in questa analogia, che però trovo molto efficace, tra restauratore e medico, al di là di quello che accennavi anche tu fuori onda, diciamo sull'inquadramento professionale, perché voi potreste essere paragonati in qualche modo davvero a dei medici per formazione e per anni di studio, però poi avete un inquadramento che è tutto sommato quello di un artigiano, insomma. Lasciamo correre questa cosa, anche se andrebbe anche questa discussa. No, è che sì, diciamo che avendo fatto comunque un intervento a livello formativo per cui si è restauratori solamente se eccetera eccetera, sarebbe stato anche corretto dare un inquadramento anche alla professione, insomma, da un punto di vista non so se dire fiscale o comunque a livello di riconoscimento del... Lanciamo un appello da questi schermi, però mantenendo per appunto questa metafora con la figura del medico, per cui diciamo è buona norma, sempre sulla linea del primo non nocere, uno prima di fare un intervento dovrebbe anche pensarci 2 volte, no? Tu si dice stesso quando fai un intervento chirurgico è proprio l'ultima ratio, in che modo. Mi chiedo se questa cosa me lo sono chiesto spesso e infatti ci ho riflettuto prima di proporre dei restauri, se ti è mai capitato o se comunque anche tu hai riflettuto sulla necessità, sull'opportunità a volte di restaurare dei volumi con quale tipo di invasività, appunto, peraltro, e quanto invece in alcuni casi ti hanno fatto delle cose e tu hai riflettuto sul fatto che magari non era neanche il caso, solo per il fatto che erano semplicemente un po' allentati oppure avevano magari semplicemente un po' di macchine nelle prime carte. Cioè, quando l'intervento sul libro è davvero necessario e quando invece non è semplicemente la volontà magari di avere qualcosa di esteticamente gradevole per fare tappezzeria.
Io parlo per me ovviamente Ah, e devo dirti che sinceramente se non c'è niente da fare io lo dico, cioè non intervengo, ma anche a mio discapito insomma, né a livello estetico né a livello, strutturale, anche nelle opere d'arte su carta, se ci sono alcune persone, soprattutto privati, che mi hanno chiesto di intervenire e io certe cose non le faccio e se non c'è niente da fare lo dico serenamente. Si possono fare degli interventi volti a bloccare lo stato di degrado che però non sono interventi estetici estremi, perché comunque il passaggio del tempo è fondamentale, cioè il tempo non può essere eliminato, altrimenti non avrebbe senso, insomma, cioè il rispetto dell'opera, il rispetto del libro, a parte appunto la parte testuale, cioè il messaggio, anche da un punto di vista diciamo estetico deve essere rispettato, non mi verrebbe mai in mente ecco, uno sbiancamento estremo perché uno rivuole la carta come era in origine. No, se sono passati 200 anni, questi 200 anni, se quello che c'è sopra non è causa, non è di un degrado che porterebbe alla distruzione, va lasciato, ecco, insomma, sì, questa è proprio una cosa, lo dico, cioè io, ma come immagino tutti i miei colleghi, adesso la nostra sensibilità è questa ed è unanime, non si fanno interventi non necessari. Gli interventi si fanno quando è in pericolo la struttura, è in pericolo il messaggio, è in pericolo insomma, il volume e il suo passaggio alle nuove generazioni. Questo è un intervento di restauro. Sì. Non mi è mai stato chiesto ecco, da un ente pubblico di fare un intervento o comunque da un'istituzione che non era necessaria. Ecco. O in ogni caso, anche in quel caso, se c'erano dei fondi e magari bisognava decidere dove intervenire, anche lì si sono fatte delle scelte misurate e comuni e sempre pensandoci un sacco di volte. I fondi di solito sono meno dei libri malmessi, se possiamo proprio dirla così, in parole povere, ecco. Quindi più attingere solitamente per... il dispiacere, ecco, il più delle volte che è una cosa di cui parlavamo e magari mi sento un po' di accennare, è che appunto il budget incide tantissimo, incide non solo sull'intervento, cioè quindi cosa facciamo, quanto facciamo, ma e quindi la maggior parte degli interventi diciamo possono essere anche considerate delle messe in sicurezza, perché appunto ci si può arrivare, facciamo più cose magari intervenendo di meno, lasciando un po' gli orpelli da parte. Poi io personalmente anche negli interventi insomma che ho fatto insieme a te amo stare un po' un passo indietro sempre e mantenere il più possibile l'originalità di tutti gli elementi, perché è proprio una cosa che mi è stata insegnata, ecco, questo io ho avuto il professor Federici, ecco, se vogliamo dirla, come insegnante. Sicuramente lui ha puntato tanto, ecco, sul mantenimento della struttura e degli elementi originari, ma insomma non solamente lui, tutti gli insegnanti che ho avuto sono sempre stati su quella lunghezza d'onda lì, ecco. E invece si esce da scuola, noi a Villamanina avevamo avuto la fortuna di avere appunto questa equipe di fisici, di chimici, di biologi, tutto un apparato di studi e di indagini. Livello molto alto e poi... Sì, no, e poi ovviamente non è sempre possibile fare tutto quello che si vorrebbe prima di approcciarsi a un intervento, per cui l'utilizzo di indagini scientifiche è purtroppo limitato a quelle che sono le capacità economiche di chi ci richiede il lavoro, per cui usare un'indagine IR per determinare, che ne so, il degrado della carta, a parte che è sempre necessario, però insomma non è sempre fattibile, ecco. Spiega cos'è, perché immagino che la maggior parte che ci segue non... Ci sono degli strumenti che possono essere utilizzati per indagare
o un elemento di degrado che si riconosce magari anche a occhio nudo, ma che si vuole, tipo per esempio, posso portare un esempio concreto, uno scotch, che invito tutti a non usare. Uno scotch imbrunito, insomma, alla lunga, dopo un po' di anni di esperienze, si sa che normalmente uno scotch a base di gomma. Per utilizzare il solvente adatto, cioè ogni nostro adesivo, appunto, avendo una parte adesiva diversa, che sono polimeri acrilici, appunto la gomma, eccetera, ha un solvente che può essere utilizzato piuttosto che un altro, insomma, funziona meglio. In questo caso, appunto, un po' l'esperienza ormai mi dice che uno scotch imbrunito normalmente è una gomma, se però io voglio la sicurezza posso utilizzare delle indagini scientifiche come appunto l'Off-Tear, che utilizza i raggi R, e funziona, l'Off-Tear in particolare, si irradia il campione con questo fascio di raggi, c'è un database all'interno del computer che ha già uno spettro, una biblioteca di molecole, lo strumento paragona la mia molecola diciamo sconosciuta con gli esempi e mi dice: guarda che questa molecola è una molecola di gomma naturale o di gomma sintetica, e quindi io ho la certezza che usando l'acetato di etile al 90% dei casi, insomma, dovrei riuscire a eliminarlo senza problemi. Questo è un esempio che mi viene in mente adesso senza essere preparata, ecco. No. Ma è il corrispettivo del tampone che nessuno fa prima di prendere l'antibiotico, diciamo, quando magari invece è una forma virale, quindi dovreste prima analizzare il patogeno e poi intervenire con la cura, sempre per restare in questa metafora, metafora medica, nel senso. Oppure con i raggi X si possono invece identificare gli elementi, per cui serve anche lì per capire che tipo di pigmento è, se devo fare dei fissaggi, per esempio, nelle miniature, si può capire anche il tipo di legante che viene utilizzato, insomma, tutta una serie di informazioni fondamentali per riuscire ad essere sempre più certi di quello che si fa, ecco, una sicurezza, però appunto hanno un costo. Non è poi tra l'altro sempre necessario, insomma ci sono dei casi in cui sarebbe un plus, non un plus, un in più, per cui però insomma quando sei studente hai la possibilità di usarli, ovviamente ti sbizzarrisci, poi nel mondo reale è un po' diverso, ecco. Questo ogni tanto, anche confrontandoci con altri colleghi, sì, insomma è un po' un rimpianto che uno ha, però è così, insomma. Anche nella medicina lo vediamo che purtroppo adesso le indagini, da un lato per fortuna, da un lato come se operiate a pronto soccorso dovete fare le cose così, insomma, velocemente, altrimenti non riuscite a quadrare i conti. E se dovessi chiederti, diciamo, statisticamente o in percentuale, quali sono i tipi di intervento generalmente più frequenti in cui ti imbatti o che ti devi operare? Allora, guarda, i danni più, almeno così, i danni maggiori sono sempre dati dalla cattiva manipolazione, perché appunto i libri, parlo di libri in questo caso, essendo usati la maggior parte, adesso magari meno perché comunque sono tutti formati i bibliotecari, però insomma i danni alle cuffie, al dorso, quelli sono diciamo quelli un po' più, e poi ci sono i danni dovuti alle condizioni diciamo di conservazione, per cui anche lì la luce, l'umidità eccessiva, la presenza di attacchi fungini, insomma quello sono un po' più però appunto come danno insomma pericolose sicuramente sono le carte scucite, ecco, i fogli volanti, insomma quello c'è una perdita del materiale, quindi insomma lì bisognerebbe un po' intervenire, sono le cose più importanti. Poi sulla carta in genere, la carta più antica
quasi sempre, se conservata in maniera decente, quindi non con parametri eccezionali, ma è una carta con una cellulosa, con la maggior parte, insomma, con la cellulosa, con una buona cellulosa, per cui quella si mantiene benissimo. Più si va avanti nel tempo, più invece all'interno della carta vengono aggiunte altre sostanze, lignine, emicellulose, che rendono la carta fragile soprattutto alla luce, e quindi carte imbrunite, carte più fragili che si rompono. Insomma, il materiale moderno è più delicato di quello antico, a differenza di quello che si potrebbe pensare così. Sì. No, è vero. È una cosa che mostravo anch'io quando facciamo le visite guidate con appunto, ragazzi o anche adulti in biblioteca. Mostravo a volte delle edizioni del 400 e del 500 con delle carte molto meglio conservate di quelle della seconda metà dell'800 e in seguito. Sì. Una cosa che ho imparato da Adriano è che sul quale uno alle volte non ci si sofferma a riflettere, a parte che anche anticamente c'erano qualità di carte diverse a seconda della tipologia dei libri che si volevano stampare. Insomma, c'erano libri di largo consumo che utilizzavano carte con formati ridotti, con un certo tipo di pubblico e con un costo anche di vendita molto più basso, che avevano carte di qualità inferiore e carte invece edizioni di lusso pregiate, in foglio, destinate a durare, magari per testi di diritto o di medicina, che come diceva il professor di biologia Harris, sono appunto quelli che sono sopravvissuti perché nessuno leggeva sostanzialmente, però sono quelli che si sono conservati meglio, anche perché all'origine avevano una carta di qualità migliore. Ma non avevo mai riflettuto fino a quando Adriano me l'ha fatto notare che la carta è costituita da due elementi, appunto, no? Queste fibre vegetali e l'acqua, no? Che crea questo impasto che poi viene fatto asciugare. E da quando me l'ha detto l'ho effettivamente cominciato a notare. In ambito germanico spesso utilizzavano nelle cartiere delle acque ricche di ferro, acque ferrose, e poi con l'andare del tempo rilasciavano questi elementi all'interno del foglio, per cui è più facile vedere edizioni magari di Francoforte o altre zone germaniche con queste ossidazioni dovute al tipo di acqua che le cartiere all'epoca utilizzavano per la fabbricazione. Sì, anche la collatura, perché sì, veniva fatta con l'acqua, con la cellulosa derivante appunto dalla macerazione degli stracci, e poi venivano collate perché altrimenti l'inchiostro sarebbe aperto, no? Quindi per supportare la scrittura oppure la stampa venivano sempre collate. Anche la collatura poi aveva all'interno degli elementi che potevano influenzare la durata della carta, no? Perché come elementi di conservazione, come conservanti appunto venivano utilizzate determinate sostanze a seconda del luogo diverse, anche quelle potevano avere un'interazione poi con l'acidità o l'ossidazione della cellulosa, che poi provoca quegli imbrunimenti che dici tu, insomma. Però sì, le carte del nord generalmente sono brune, magari hai in un fascicolo anche 4-5 carte bianche e poi una scurissima, ed è proprio una caratteristica di quelle zone. Sì, è vero. Questo solo per fare accennare a chi ci segue, diciamo, quante cose vanno prese in considerazione, insomma, quante cose bisogna sapere che poi con l'esperienza mature nel corso degli anni hai per conoscere il materiale sul quale devi poi approcciarti. Insomma. Proprio, mi piace questa metafora, insomma, continuo a ripeterla, proprio come il medico, che con l'andare del tempo. L'altro, proprio ieri sera avevo sentito un'altra cosa interessante riguardo invece agli insegnanti. C'era un insegnante che diceva ad un giovane insegnante che era un po' preoccupato perché non riusciva a tenere bene la classe, gli diceva: guarda, non preoccuparti, che era proprio alle prime armi, lui invece aveva molta esperienza. I primi 10 anni insegni più di quello che sai.
siccome 10 anni insegni quello che sai e gli ultimi 10 anni insegni quello che serve. Quindi è necessario comunque maturare un'esperienza anche per approcciarsi in tutte le discipline, non so se quello dell'insegnamento, quello medico e quello della patologia del libro, come è il tuo caso. Ecco. È vero, cavoli, io dovrei essere nei secondi, ma sono già nei terzi 10 anni, però mentalmente, perché devo dire che cioè, più passa il tempo, più tendo ad apprezzare il passaggio del tempo e quindi a intervenire sempre con maggior attenzione, forse anche eccessiva rispetto al, ai danni, ecco, li vedo sempre meno e li considero sempre di più un valore aggiunto, forse. No, però sì, è vero, cioè l'esperienza ti cambia comunque, sì, ma è solo la formazione della coscienza che diventa più presente, che poi si sviluppa. E la sensibilità comunque a livello anche di società, insomma, quello che ti dicevo prima, no? Che avendo tutti più coscienza dell'importanza, del valore che hanno le cose antiche, siamo sempre più attenti. Io mi ricordo che dopo il terremoto in moltissime delle strutture architettoniche friulane sono stati sostituiti i vecchi travi di castagno, nella maggior parte dei casi, con le travi lamellari proprio perché per una questione di sicurezza, perché all'epoca erano rimasti traumatizzati, no? Ci sono dei castelli meravigliosi in Friuli che presentano travi lamellari al posto delle loro meravigliose travature originali. E un po' perché erano venute giù effettivamente, un po' perché anche dove non erano venute giù si è deciso di toglierle proprio sotto la responsabilità e la paura. Ovviamente questo credo non si farebbe mai più, cioè in questo momento non si rifarebbe, ma perché è cambiata completamente la visione, insomma. Speriamo di aver contribuito il nostro piccolo anche noi con questa conferenza. Se qualcuno di voi a casa ha dei libri antichi danneggiati o non danneggiati, ecco, speriamo di aver almeno sollecitato una riflessione su come intervenire. Ecco, diamo qualche consiglio anche di manutenzione, teneteli lontano dalla luce, cercate la carta, odio soprattutto i grossi sbalzi di temperatura e di umidità, no? Per cui cercate di evitare temperati alti di temperatura e umidità, fateli prendere aria ogni tanto. Altri consigli, Paola, per chi ha libri antichi a casa? Ma sì, di spolverarli ogni tanto con un minimo di attenzione, di aprirli, di tenerli in un ambiente insomma sano, come può essere per noi, ecco, dove l'umidità, la temperatura, la luce insomma sono bilanciate, soprattutto nella manipolazione di non prenderli per le cuffie, di non tirarli da sopra, ma di spingere lateralmente e prenderli. Insomma, questa è proprio una delle non so, lo sai anche tu, credo in biblioteca ve l'avranno insegnato, che si manipola il libro spingendo quelli in parte, prendendolo dal dorso nella parte centrale, proprio per non stressare la struttura. La struttura superiore. Esatto, sì. Anche le opere d'arte su carta vale un po' la stessa cosa, insomma, stare attenti a quelli che sono i fondini, utilizzare possibilmente delle carte dei cartoncini per la conservazione, non la faesite, non i cartoncini grigi a base di piombo, perché sono acidi, sono dannosi, formano poi quelle macchie arancioni che si chiamano foxing. E le pareti magari notare se ci sono macchie di umidità, distanziarli un po' perché almeno l'aria respiri, e attenzione anche ai pesciolini d'argento che sono molto ghiotti della carta. Ecco, questo è proprio l'informazione base sulla conservazione casalinga. Bene, allora con questi consigli domestici, se sono degli spettatori a qualche domanda, qualche interlocuzione, diciamo che siamo in diretta ormai quasi da un'oretta e mezza,
penso che possiamo concludere, vediamo se arrivano domande, pare di no. E quindi, che dire, io ringrazio le nostre cortesi relatrici, Sofia e Paola. Grazie a voi. Grazie. Saluto anche i nostri spettatori presenti e futuri, perché sapete la registrazione poi rimane nel canale YouTube, quindi potete vederla quando vorrete, passate la parola, se la cosa vi è interessato. E diamo appuntamento con una nuova conferenza dell'Accademia, credo che sia stata fissata per il 16 dicembre, un altro sabato. Parleremo ancora di libri proprio nell'ambito di questo progetto sulle 500 del seminario di cui vi accennavo poco fa. Allora, dopo noi restiamo un attimo ancora tra noi, ma salutiamo gli spettatori a casa e auguriamo buona serata. Saluto. Buona serata. Grazie, arrivederci.